dove sto si vede il mare. I ragazzi qui Conosco ormai studiano guardando il i mare, misteri. ci vivono sul mare, vanno fuori in barca, fanno moda, fanno vela, fanno tutto quello che fanno pesca. Abbiamo anche il professionale della pesca commerciale delle produzioni ittiche, quindi tutto qua parla di mare. Volevo ringraziare la preside a nome della comunità studentesca per l'opportunità che ci è stata donata oggi di effettuare questa conferenza sull'inquinamento marino e in generale terrestre. Volevo ringraziare il Lions Catania di Santa Catalina Battiati, l'Università di Catania per l'opportunità che ci è stata donata oggi con questa conferenza sull'inquinamento. È indispensabile parlare di questi temi, soprattutto nelle scuole, per noi giovani, per affrontare una politica studentesca che sia rivolta per il futuro, soprattutto per quanto riguarda l'ambiente che ci circonda. Abbiamo parlato un po' di quello che potrebbe succedere, potrà succedere nel futuro, ma sono del parere che è un problema del presente più che del futuro. E parlarne nelle scuole è fondamentale per non commettere degli errori che sono stati commessi con una mancata istruzione negli anni precedenti, nelle generazioni passate, i nostri genitori, i nostri nonni, che adesso stiamo notando i frutti di questa mancanza di attenzione, questa indifferenza nei confronti dell'ambiente che ci circonda. E queste problematiche che ci interessano in prima persona, soprattutto per quello che studiamo, noi siamo all'Istituto Nautico, e se un giorno non ci potrà più essere un ambiente utilizzabile, soprattutto l'ambiente marino, per noi non ci potrà essere l'opportunità di lavoro, non ci sarà l'opportunità di effettuare ciò che abbiamo studiato. Quindi la necessità che abbiamo è quella di intervenire prima di tutto per le istituzioni. Le istituzioni devono iniziare ad avviare una politica ambientale che intervenga principalmente su queste problematiche, ma soprattutto una politica che interessi principalmente noi, società, che ci dobbiamo interessare a queste problematiche, prima di tutto differenziata, con altri mezzi che ci potranno essere dati dalle istituzioni, ma noi dobbiamo essere meno indifferenti, noi dobbiamo intervenire, noi dobbiamo essere, soprattutto noi giovani, interessati all'ambiente che ci circonda per il nostro futuro, per il nostro lavoro e in futuro per i nostri figli.